Buonasera a tutti, buonasera cari amici, siamo qua in diretta sul canale, la solita diretta del martedì e del venerdì alle 20:30 fino alle 21. Dunque aspetto che gli amici si colleghino e vediamo un pochino chi ci raggiunge questa sera. Vedo che c'è già qualcuno, nel frattempo vi parlerò questa sera di una situazione, vediamo se riesco a procurarmi l'immagine che volevo mostrarvi. Ok, stampa così. Stampa. Allora, questa sera non parleremo solo di Sibille, questa sera, buonasera Marietto, buonasera Stefano, questa sera vi dirò anche, adesso sto aspettando che esca fuori la stampa, vi spiego qualcosa che dal punto di vista, eccola qua, dal punto di vista astrologico sta succedendo in questi giorni, in questo periodo storico che stiamo vivendo. Avevamo già fatto le previsioni a inizio dell'anno, abbiamo visto che secondo l'astrologia antica questo sarebbe stato un anno di Marte con anche in concomitanza con la costellazione Leone, con la costellazione Leone, e che questo avrebbe comportato appunto un anno molto difficile per quanto riguardava non solo la salute di persone e animali. Ciao Tiziana. Ma sarebbe stato appunto un anno complicato. Del resto al fatto che già è un anno di Marte si aggiunge l'anno bisestile, che comunque, che si voglia o no, in effetti storicamente ha portato l'osservazione di alcuni fenomeni particolari. Però al di là di quello che sono le indicazioni dell'astrologia antica, avevamo anche una situazione ehm, una situazione planetaria che molto particolare, con addirittura 3 pianeti nel segno del Capricorno, e dunque questa cosa avrebbe portato, io l'ho detto molto chiaramente, avrebbe portato un senso di delle ristrettezze, un'austerità maggiore, una severità maggiore per quanto riguarda appunto il contegno degli stati, insomma, quello che sarebbe stato appunto il modo di gestire determinate situazioni. È chiaro che, come dico sempre, nelle sibille non compaiono i nomi, così come nelle stelle non spiegano come si manifesteranno effettivamente gli influssi astrali, cioè in che modo il grande teatro delle influenze astrali poi viene messo in scena qui su questo piano. L'unica cosa che sappiamo è che effettivamente ha un peso e dobbiamo guardare oggettivamente alcune cose. Allora, intanto saluto gli altri amici che si sono collegati. Ciao Tiziana, ciao Vincenza, ciao alla Tiziana seconda, sono 2 Tiziana, ciao Antonio, ciao Wanda, ciao Perla, ciao Giada. Allora, dunque cosa succede? Intanto a fine mese abbiamo l'uscita di Saturno da Capricorno, che passerà in Acquario, dunque già un po' la situazione si alleggerirà a fine mese, soprattutto per quanto riguarda le costrizioni e probabilmente magari non sarà visto subito l'effetto di questa uscita, è possibile che appunto ci voglia un po' più tempo perché si stabilizzi il nuovo influsso e riceviamo così il contributo di Acquario, che porta ovviamente alla liberazione, all'indipendenza, chiaro che darà un'altra spinta.
Però per quanto riguarda la situazione planetaria avremo un'altra cosa da qui a fine mese, un'altra cosa degna di attenzione, vale a dire che ci troviamo con un 18 marzo che nei prossimi 5 giorni dovremo dunque vedere l'effetto di queste congiunture, ci troviamo con una triplice congiunzione. Qualcuno ha scritto che saranno 5 pianeti congiunti. No, non è corretto perché nel loro moto non avverrà un'unica congiunzione di questi 5 pianeti. Per la precisione stiamo parlando di Saturno, Giove, Plutone, Marte e Luna. Non saranno tutti congiunti insieme nello stesso momento, ma si creeranno 3 congiunzioni, vale a dire congiunzione di Luna e Saturno. Questa è una questione di gradi, però è importante per capire un pochettino quello che succederà. Ci sarà dunque questa congiunzione di Luna e Saturno, poi un'altra congiunzione tra Marte, Plutone e Luna e una congiunzione tra Luna, Giove e Marte. Ora, il punto comune è che la Luna andrà a congiungersi con tutti, ma chiaramente è dovuto alla sua velocità, al fatto che si sposti molto rapidamente. Questo spostarsi molto rapidamente ovviamente permette a lei di andare a congiungersi con altri che molto più lenti sono congiunti fra loro. Allora, dunque questo leitmotiv è un pochettino la percezione emotiva delle varie cose. È chiaro che questa situazione astrale comunque ha un che di straordinario perché ci sono questi pianeti lenti che formando questi aspetti tra loro fanno capire che sicuramente ci sarà un qualche evento forte, ma un qualche evento forte che verrà vissuto a livello emotivo collettivo in maniera molto più amplificata. Dunque, aspettiamoci un 18 marzo all'insegna della, non vorrei dire la psicosi collettiva, perché già ci siamo, però sicuramente ci sarà qualche avvenimento un po' forte e che sicuramente verrà vissuto a livello collettivo con un impatto emotivo molto, molto grande. Allora, detto questo, c'è anche un altro aspetto che è giusto menzionare nella visione di questo periodo che andiamo a vivere. Come ho detto, comunque Saturno verso fine mese si sposterà, entrerà in Acquario, ma i suoi strascichi saranno comunque ancora percepiti, dunque la situazione cambierà più avanti. Tra l'altro c'è anche una confusione portata da Plutone, perché Plutone è oltre che è un po' il pianeta non che crea confusione nelle comunicazioni, c'è sempre un qualcosa di poco chiaro, dunque capite che c'è qualche cosa che è come se non venisse detto, c'è un qualcosa che ci sfugge. Dunque aspettiamoci che molte delle cose che andiamo a sentire non siano totalmente chiare, ok? Questo. Per quanto riguarda comunque altri forti transiti, prevedono cosa? L'entrata di Urano in Toro. Questo dominatore, questo governatore porta stravolgimenti improvvisi, porta cambiamenti ovunque vada a piazzarsi, è comunque molto lento perché ci impiega 6 anni tra entrare e uscire da un segno zodiacale, dunque questo Toro che viene visitato da Urano è comunque il segno del io ho, io possiedo, io mi nutro, ok? Dunque partiamo dal presupposto che i precedenti 6 anni hanno messo in crisi la persona, ehm, gli esseri umani. Nel futuro, dunque, cioè in questo periodo invece abbiamo una crisi dal punto di vista delle finanze, perché Toro sappiamo anche il settore delle finanze, il settore delle proprietà, dunque ci dobbiamo aspettare che questa crisi che sta avvenendo sia soltanto all'inizio, che avrà sicuramente un'estensione temporale di 6 anni. In questi 6 anni il picco sarà soprattutto, mi spiegava la mia carissima amica astrologa, non so se ci segue, comunque si chiama Tiziana anche lei,
e mi spiegava appunto che il picco sarà nel momento in cui Urano andrà ad attraversare le Pleiadi. Dunque questo comunque è da verificare sulle effemeridi quando sarà il momento esatto di questo transito, e dovrebbe avvenire verso il 24 e 25, però cari amici prepariamoci perché fino al 2026 dal punto di vista economico molto verrà messo sotto torchio. Dunque questo è un, come dire, un consiglio che io vi do in questo momento. Non è il caso dunque né di investire nelle proprietà né di investire nei titoli o in borsa o quello che è un momento che è meglio usare per avere cautela, prudenza e per insomma avere un cuscinetto di protezione che comunque è bene avere in questo periodo. Ecco, io mi sentivo in dovere di dire queste cose che tra l'altro ritengo per quanto riguarda appunto il prossimo periodo, i tempi che ci aspettano, ritengo siano importanti per prepararvi psicologicamente a una serie di cambiamenti anche importanti, non solo dal punto di vista materiale, ma anche per quanto riguarda appunto queste comunicazioni, questo regime di ristrettezza che percepiremo, sebbene appunto Saturno si sposterà e dunque cambierà un pochino perché entrando in Acquario porterà degli influssi diversi, però ricordiamoci che ci aspettano dei tempi poco positivi. Per quanto riguarda, c'è anche un altro aspetto che di cui vi porto a conoscenza, ed è l'indice di tensione globale. Allora, che cos'è questo indice di tensione globale? È un indice che viene calcolato, e questo è stato l'astrologo André Barbol, non so se si pronuncia bene, è un astrologo francese, comunque io non è che me la cavi tantissimo col francese, comunque lui cosa aveva notato? Che analizzando le congiunzioni e la posizione dei pianeti si poteva, in base alle distanze che formano fra loro, costruire un grafico. Questo grafico praticamente porta delle oscillazioni, no? Che sono dovute a il maggior numero di congiunzioni che si creano in certi momenti storici e il minor numero di congiunzioni. È chiaro che le congiunzioni dei pianeti lenti da sempre hanno portato grossi sconvolgimenti, infatti sarete sorpresi delle età e delle date segnalate su questa tabella che ora vi vado a mostrare, ma è per farvi capire che stiamo andando incontro a qualcosa di molto grosso. Allora, questa è, non so se si vede, questa è la tabella, questo indice, ok? Ora, qua sotto abbiamo gli anni, invece sopra qui abbiamo le distanze, ok? Dunque, non so se vedete, ma anche perché la stampa non è chiarissima, purtroppo l'immagine era forse adatta ad un'altra dimensione, però noi partiamo da alcuni dati importanti che sono effettivamente, non so se vedete, effettivamente ci sono delle date che ci parlano, per chi un po' ha masticato la storia o si è interessato di grandi movimenti politici, di grosse tensioni internazionali, riconoscerà queste date come date veramente significative. Vale a dire il 43, questo è per farvi l'esempio di uno dei picchi più alti, il 43, eravamo in pieno conflitto mondiale della seconda guerra, nel 55 guerra fredda, il 69 ci sono stati il Vietnam e quante altre cose, l'83 noi abbiamo rischiato così un altro conflitto, c'è stato l'esplosione, è stato il periodo come si chiama, di Chernobyl, quando la Russia era un attimo dall'invaderci, il 96, comunque dobbiamo tenere conto che è sì un grafico, un indice globale, però diciamo che ha più
non vale proprio per tutto il mondo, perché in altri luoghi magari queste crisi non si sono percepite, oppure abbiamo delle crisi in corso adesso che noi non percepiamo, o in altri momenti dove noi stavamo bene, lì invece no. Però per quanto riguarda il nostro emisfero, diciamo, il mondo occidentale, possiamo sicuramente dirlo che è vero. Il prossimo picco, grande, perché poi per un bel po' i picchi saranno molto più bassi, il prossimo picco è il 2021. Dunque, prepariamoci cari amici, perché purtroppo, e anche il Marietto lo dice da tanto tempo, a lui è stato proprio mostrato, ci sarà qualcosa di grande. Dunque, cara Rita, conservare i risparmi per il futuro, qual è il modo sicuro? Nel materasso no di sicuro, perché, perché poi a un certo punto diciamo che sarebbe bene dividerli un pochettino contanti, un pochettino in conti correnti, ma io non li investirei in titoli, perché sono i primi che se qualcosa va male vengono bloccati. Un'altra risorsa a sorpresa è PayPal. Io ve lo dico perché sappiate che PayPal, essendo un servizio bancario online, è meno suscettibile, non avendo una vera sede fissa, è meno suscettibile di difficoltà di questo tipo. E, nel futuro sarà un mezzo molto valido, dunque anche di più di quello che è adesso. Perciò qualcosina qui, qualcosina lì, qualcosina là, insomma, cercate di diversificare, però non è il momento di fermarli in immobili, è il momento di avere qualcosa perché non si sa mai. Ok? Dunque, questo è il mio consiglio, io non sono un'esperta negli investimenti, però io attualmente ho avuto la fortuna di vendere la casa che avevo, sto serenamente in affitto, pago regolarmente, ovviamente sono una buona affittuaria, perciò penso di poter stare tranquilla, però non ho cose che mi impediscano un domani di prendere e andarmene da qualche altra parte, cioè non ho niente che mi vincoli, perciò diciamo che per gli anni a venire è un po' il consiglio che mi sento di darvi, poi ognuno, sapete, ognuno col suo karma. Comunque, detto questo, ho parlato tanto, questo grafico comunque se cercate l'indice eh, ciclico, aspettate che ve lo dico, indice ciclico planetario, si chiama indice ciclico planetario. Se voi lo cercate troverete tanti grafici, alcuni verranno magari valutati per esempio i conflitti, le guerre, le tensioni, come questo che vi ho mostrato io, ed è un grafico per 200 anni praticamente, dal 1900 al 2100, dunque è sviluppato anche in un lungo periodo. E invece per quanto riguarda, esistono comunque altri grafici, per esempio per le finanze, per le cose, dunque per curiosità andateveli a guardare. Bene, allora io penso di aver detto più o meno tutto quello che mi sentivo in dovere di dirvi perché stiamo andando incontro a grosse cose, voglio che stiate tranquilli perché comunque l'umanità è ancora qua, nonostante tutto, dunque continueremo a esserci, però è giusto che cominciate magari ad entrare in un'ottica diversa, a guardare le cose da un'altra prospettiva, a ritrovare, a riscoprire i veri valori, che sono valori morali, sociali, ben al di là dei valori materiali, perché come vedete magari abbiamo tutto, tutto, tutto e poi paf, all'improvviso ci chiudono tutti i negozi, ci chiudono l'attività, ci congelano i conti, non possiamo sapere dunque quello che avverrà. Impariamo a non attaccarci alle cose materiali, a cercare i nostri tesori nei regni spirituali, questi non ce li toglierà mai nessuno e tra l'altro chi ha trovato un tesoro nei regni spirituali non avrà mai di che temere, mai di niente, perché tutto ciò che servirà giungerà. Questa è la promessa di chi ha fede e vi assicuro
che in questo senso l'ho vista sempre realizzarsi. Chi ha fede non resta mai, cioè chi crede sa che non accadrà mai nulla di male. Allora, tanto peggio di morire cosa c'è? E poi nel momento in cui nasciamo abbiamo già scritta la condanna a morte sulla schiena, dunque no, di cosa stiamo parlando? Siamo già tutti, nel momento in cui nasciamo, siamo già tutti destinati, dunque restiamo belli tranquilli, impariamo a sfruttare le occasioni per una crescita spirituale, per nutrire la nostra anima, per creare un karma buono per la prossima esistenza, perché il karma si costruisce giorno per giorno, mentre giorno per giorno con dignità paghiamo quello pregresso. Dunque la cosa migliore che possiamo fare è proprio seminare bene. Allora, vi voglio mostrare una cosa. Allora, questo, stasera ragazzi, magari risponderò a un paio di domande, ma non voglio neanche fare ingiustizie perché non avrei il tempo di rispondere a tutti. Allora, questo è un piccolo talismano protettivo che potete realizzare. Io ve lo mostro ora un po'. Ricordatevi poi che la diretta al minuto 20 e 50 su per giù la potrete mettere in pausa per rifarlo voi a casa. Allora, questo ve lo disegnate così come l'ho disegnato io, vabbè, la cornicetta è un mio vezzo, se volete lo realizzate. No, allora questo è ebraico, non è sanscrito, questi sono caratteri dell'ebraico, ok? E per l'esattezza è il verso del Salmo 90, la protezione dell'Altissimo, che in italiano è il Salmo 91. In latino esattamente questo versetto è non accedet a te malum et flagellum non approbiquabit tabernaculo tuo. Cosa significa? Che non ti giungerà alcun male e nessun flagello si avvicinerà alla tua casa. Dunque è una protezione molto bella che potete preparare da mettere a casa e proteggere la vostra casa, ok? Nel triangolo il triangolo sapete che ha un grandissimo valore perché dal punto di vista occulto è la Trinità e dunque anche tutto ciò che è manifesto. Alfa e Omega sono il principio e la fine, la croce alla fine stringendo è l'unità dello spirito sul piano della materia, sono dunque i 4 elementi e il versetto che vi ho letto in latino e di cui vi ho fatto la traduzione è la versione in ebraico. Dunque mettetevelo in pausa, la cornicetta fatela come vi piace, se non la volete va bene lo stesso. Se volete che lo prepari io per voi, lo faccio a una cifra simbolica, così tanto per coprire le spese di spedizione e il tempo di tracciarlo. Non c'è necessità di consacrarlo a meno che non mi richiediate specificatamente una consacrazione alla famiglia o alle persone della famiglia e comunque potete magari scrivervi dietro anche quello che è questo qua, cioè il verso in latino, che sarebbe il versetto 10 questo serve a proteggere ovviamente non solo da malanni fisici, da insomma, da qualsiasi pericolo che possa abbattersi sulla casa. Ovviamente ci vuole fede come in tutto e mi raccomando, mai periodo migliore di questo e dei tempi a venire per imparare a memoria il Salmo 90, possibilmente in latino per chi lo sa, o per chi non importa, tanto ci sono su YouTube, oltre al mio video, che con grande anticipo ho già messo un anno fa sul Salmo 90, letto anche in latino, comunque ci sono anche altri video che trovate su YouTube per la pronuncia del latino, dunque imparatelo e ogni giorno ditelo, perché è un salmo bellissimo, bellissimo, che non solo è straordinario per le vibrazioni e i codici di trasmutazione che possiede, ma è un salmo che veramente, veramente ha un potere di protezione immenso. Dunque, se lo leggeremo tutti quanti, oltre a caricarlo noi stessi con la nostra lettura, con la nostra fede di ulteriore energia, no? Andare a creare
alimentare queste egregore molto importanti di protezione, ce ne immergiamo e ci tuteliamo. Lo facciamo in questo periodo più che mai, mi raccomando, e dunque facciamo così, tutti quanti ci impegniamo, lo leggiamo. Mi raccomando, vi ricordo inoltre che sono anni che il Marietto Veneziano sul suo sito, Il Capitano, ha pubblicato e messo a disposizione in modo gratuito una dispensa in particolare per la difesa dei confini che si chiama, ora ve la dico il nome giusto, come si chiama questa dispensa, perché a memoria non me lo ricordo, però mi sembra che vabbè, va, perché vi devo andare a memoria quando già so che è fallace la mia memoria in questo momento. Dunque, vediamo un pochettino. Nella sezione PDF radiestesici, così lo faccio online in diretta, PDF radiestesici, poi c'è tutta una bella cosa, il primo che è comunque l'armonizzatore dei chakra e va benissimo. Ecco, 6 circuiti radionici dei 7 pinguini e l'avvocato Cerratini, volume primo. Prendetevi questo PDF, ma prendeteli tutti, sono tutti gratuiti, cioè non solo c'è la sezione dei PDF di radiestesia e radionica, c'è anche la sezione delle dispense che ho scritto io a mio tempo, perciò potete tranquillamente scaricare anche quelle, dove trovate esercizi, spiegazioni anche dell'addestramento magico e cabalistico. E in particolare questo che vi ho segnalato, dei 7 pinguini e l'avvocato Cerratini, è stato studiato apposta per creare uno scudo vibrazionale per i confini italiani, cioè per difendere la nostra terra da qualsiasi forma di attacco e dall'invasione dello straniero, che poi sia un attacco chimico, un attacco batteriologico, un attacco virale, perché sapete che ormai ci dobbiamo aspettare che ci attacchino anche così, mica per forza. L'invasione proprio fisica, sapete, mettiamolo, perché non so se avete sentito dei 30.000 soldati americani e questo progetto Europe Defense 2020, dunque non è che uno deve essere complottista complottaro, però visto anche dove arriveremo con questi influssi. Dunque, mi raccomando, minuto 20 e 50 trovate, mettete in pausa, ve lo metto anche adesso, fate di questo dono, se volete che lo faccia io per voi, lo farò io per voi. Ricordatevi le protezioni che sono anni che insegniamo. Io ho riempito il mio canale YouTube di esercizi di difesa occulta, di protezione. Abbiamo scritto una dispensa che trovate sul Giardino dei Libri per la difesa, che si chiama, aspettate, ne ho scritti tanti, la Madonna dei Ghirli. La Madonna dei Ghirli lì contiene tantissimi esercizi di difesa occulta e dunque mi raccomando, anche quello l'ho messo sul Giardino dei Libri a un prezzo veramente irrisorio. Dunque avete tantissimi strumenti, applicatevi e soprattutto state sereni. Mi raccomando, evitiamo di nutrire egregore distruttive. Ricordiamoci la data del 18 marzo e se qualsiasi cosa succeda restiamo tranquilli. È possibile che si verifichi il 18 marzo, come un po' prima, un po' dopo, comunque quelle congiunzioni lasciano ovviamente, come dire, un po' così, sappiamo appunto, ci aspettiamo che qualcosa avverrà, però con calma, stiamo sereni perché sarà più di impatto emotivo più che vista appunto la Luna che si va a congiungere in 3 momenti diversi con questi pianeti. Dunque, fermi tutti, sangue freddo, preghiamo se c'è bisogno, c'è bel Salmo 90 come abbiamo detto che è straordinario. Come vedete, vedete una lì e una là, quei quadretti sono 2 su 6 dei circuiti di protezione radionica dei confini dell'Italia, ne ho altri altrove, dunque forza,
forza e coraggio. Comunque, se riusciamo a restare tutti insieme, tutti uniti col nostro intento, qualcosina faremo. Oltretutto c'è un'altra cosa che dovete sapere: oltre al fatto che i circuiti radionici sono già nati per un certo scopo e compito, il Marietto veneziano a suo tempo, perché vi voglio ricordare che quell'uomo ha fatto un lavoro straordinario, divulgando ormai oltre 130.000 PDF in modo gratuito, non ci ha preso un euro. E non solo non ci ha preso un euro, non ha neanche messo pubblicità sul sito. Se voi andate a vedere il sito, non c'è pubblicità di Google, non c'è pubblicità di niente, non ci sono rotture di scatole, pop-up, cose. Lui non l'ha fatto per guadagnarci sopra, dunque merita chapeau, veramente. Dentro, nei circuiti ha messo dei codici numerici di difesa, è straordinario il Marietto, grazie Marietto. Dunque, allora, siamo arrivati alle 9, io stasera vi ho soltanto parlato, ok? Ma perché il 18 arriverà e volevo prepararvi un pochino, volevo farvi capire anche cosa sta succedendo a livello astrale in questo periodo, volevo tranquillizzarvi perché comunque ehm, svangheremo anche questo, diciamola così, per riderci su. Va bene, dunque stiamo tranquilli. È però il momento, ragazzi, questo sì, questo ve lo devo dire, è il momento, se potete permettervi una piccola spesa, è il momento di procurarvi dei sigilli di protezione, delle protezioni occulte, oltre la protezione radionica di quei circuiti, oltre la croce cosmica. Sapete, è un momento che, se potete e ritenete che sia in linea col vostro sentire, è il momento di provvedere da un punto di vista di protezione anche astrale. Questo ve lo dico in modo spassionato. Se vorrete farlo fare a me, se vorrete farlo fare a qualcun altro, l'importante è che lo facciate da qualcuno per cui avete stima e nel quale avete fiducia. Dunque, questo ovviamente per chi ci crede, per chi lo ritiene opportuno. Dunque, pensiamo ancora finché c'è un margine di tempo, perché all'ultimo momento non si ottiene nulla, poi è tardi. Dunque, se potete, ragionate bene in questa direzione. Bene, ehm, allora vediamo se c'è qualche domanda a cui posso velocemente, ma non domande con le sibille, chiaramente, perché non voglio fare un torto a nessuno rispondendo a una persona, visto che ormai il tempo è andato, ma se c'è qualcuno che mi ha fatto qualche domanda mentre parlavo, altrimenti noi ci salutiamo. Vabbè, ok, no, direi che più che altro sono commenti che camminavano man mano col discorso. Dunque, bene, allora ci salutiamo qui. Spero di avervi fatto una panoramica generale preparandovi. Tamara, sì, andremo un pelino peggio. Ehm, Andremo un pelino peggio nel 2021. Cominciate a imparare a fare le scorte, va, scorte di cibi a lunga conservazione, i farmaci. Meglio averli, va, che comunque io in questi giorni l'avevo detto ad alcune, più che altri virus, altre restrizioni. E se poi non potremo uscire, come faremo? E se veramente ci saranno i coprifuoco per altre cose, chi si muove? Capito? Diciamo che ehm, io penso che comunque rientrata questa crisi attuale, avremo sicuramente gli extraterrestri. No, Giada, non verrà nessuno a salvarci. Il Cristo che ci salva è dentro di noi, ma dobbiamo sudarcelo. Allora, detto questo, comunque usciremo magari da questa cosa qua, ma scivoleremo poi in altro, solo che magari ci faranno fare ancora un'estate, speriamo, decente. Ora, bene, io vi ringrazio tutti, vi ringrazio per avermi ascoltato.
vi ricordo i nostri appuntamenti del lunedì sera nel gruppo Telegram, dove il Marietto Veneziano e io condividiamo insegnamenti di esoterismo e occultismo. Per quanto riguarda le dirette, il martedì e il venerdì sul mio canale alle 20:30, c'era il Marietto che voleva sapere se per voi domani, magari nel pomeriggio, vi farebbe piacere, insomma, una sua diretta. È probabile appunto che magari, non so, verso le 15, le 15:30, possiamo magari trovarci sulla sua pagina Facebook per una diretta appunto sul suo diario. E che dire, abbiamo comunque anche i gruppi sempre su Facebook che si chiamano i Casti Sacerdotali e poi Magie Sibille, Tarocchi e Radiestesia, dove ogni giorno ci, ehm, ci sentiamo, ci sono delle piccole condivisioni. E infatti Giada, facciamoci compagnia perché ora ci resta, se ci dicevano "Oh, come siete asociali, tutti su sti sesti", meno male che abbiamo imparato a usarli perché ora per parlarci abbiamo bisogno di questo, visto che ognuno è a casa sua e arrivederci. Dunque, sante connessioni, speriamo reggano il più a lungo possibile. Bene, cari amici, veramente adesso ci salutiamo, vi abbraccio uno ad uno tutti, grazie per il tempo e la compagnia che ci siamo fatti, spero di avervi dato un incoraggiamento, qualche indicazione occulta, qualche indicazione astrologica e noi ci rivediamo qua martedì in diretta e domani. No, non le tolgono le connessioni, non adesso. Dobbiamo preoccuparci quando Urano passa su Gemelli, allora lì però per un bel po' siamo tranquilli. D'accordo. A presto, buonanotte. Buonanotte a tutti, buona serata. Vi abbraccio, ciao.